Buongiorno a tutti amici, 11 del mattino, io lavoro qua dalle 6:30, stiamo recuperando un po' di lavoro arretrato. Dado a scuola e sta diluviando, siamo parcheggiati sotto un acquazzone terribile, guardate il fiume nella finestra di Davide. Non c'entra Dubai adesso. Adesso appena finisce ci spostiamo. Prima di proseguire abbiamo fatto un po' di gas che non lo facevamo da un anno e anche facciamo un po' di gasolio, così siamo tranquilli, sta diluviando, così non devo scendere da altre parti. E questo ragazzo del distributore, questo benzinaio ci ha riconosciuto. Gli ho detto: è possibile che vi ho visto su YouTube? Dice: di sera dopo cena mi metto, guardo qualcosa, mi piacciono i viaggi. Facciamo il pieno a 1,59 e poi a un'oretta da qui abbiamo un'area sosta gratuita e possiamo fare i servizi e pranzare lì. È mezzogiorno e 10 già. Abbiamo appena lasciato il Lazio e siamo entrati in Campania. 47 minuti, 63 km e ci riparcheggiamo per pranzo. Buongiorno anche a Davide e Rita che erano impegnatissimi stamattina tra scuola, pulizie e cose varie. E proseguiamo. Lasciamo Rita a cucinare e Luna e io e Dado andiamo a fare una piccola spesa. Ci siamo parcheggiati in un parcheggio dell'Eurospin. Questo ci è sempre piaciuto. Poi leggi, Dado. Allora, olio d'oliva, pane, Scottex. Questi? No, aspetta, quella è carta igienica. No, cos'è? È Scottex. Ma sono enormi. O questo o niente. C'è anche il Cannonau di Sardegna vicino a Napoli. Un po' di spesa ce la siamo fatta. Adesso vediamo cosa sta preparando Rita e magari l'aiutiamo anche a sistemare le buste. Cosa ci sta preparando Rita? Carne di maiale al sugo, così possiamo condirci i ravioli con sugo e parmigiano. Bravo Dado, tu stai apparecchiando. Sì. E io adesso sistemo la spesa. C'è di nuovo caldissimo. Siamo partiti con un acquazzone, siamo partiti sotto la pioggia che sembrava chissà che cosa. Siamo usciti da quella città, sembrava la nuvola di Fantozzi. Siamo usciti da quella città e ci sono 25 gradi. Un sole bellissimo, guardate quanto sole c'è. E c'è caldo. Adesso mi lavo le mani e pranziamo. Parmigiano? Sì, ne ho comprato anche altri 2 adesso. Sì, li ho visti, li ho messi in frigo. Ci finiamo questo aperto. Poi abbiamo il cotto Rioja e abbiamo un Campo Viejo, tutti e 2 spagnoli. Maiale al sugo che fa sì che si possa sempre condire una buona pasta o appunto dei ravioli, ed è molto buona perché vabbè e basta, comunque sia facendo un soffrittino e un Sì, è veloce. è veloce, riesci a farti anche un primo. Sì. Proseguiamo amici, direzione Brindisi, 3 ore e 50 minuti, ne faremo un altro tanto adesso, di sicuro non tutto. A un certo punto è uscito il sole e c'è un caldo spaventoso, a stare di magliettina, pantaloncini scalzi e si sta benissimo. Man mano che scenderemo anche al sud Italia sarà sempre più caldo. Uscita per Pescara Bari. Svincolo a 16. Qua il sole non manca, è pieno di campi coltivati bellissimi. Lasciamo la Campania e siamo entrati in Puglia, regione già visitata da noi in passato, ma adesso andiamo dritti. 18:43, siamo ancora in viaggio. Stiamo facendo chilometri, siamo a 30 minuti da Bari
dopo Bari c'è Brindisi, ormai mancano in totale forse un'ora e mezza. Ci fermiamo tra 30 minuti, facciamo i servizi e ci parcheggiamo, basta così. E credo che domani ci imbarcheremo a Brindisi, domani ho la prima nave disponibile. È iniziato a piovere col sole. Sembra marzo pazzerella. Adesso abbiamo trovato un posto per scaricare e c'è un camion in mezzo. Porca miseria. Però io devo fare solo la cassetta, quindi la faccio comunque. Usciamo dopo ore dall'autostrada, quindi sarà una bella cifra. Adesso la vediamo insieme. 22,10 €, non è male. Ci parcheggiamo a Bari. Con Rita abbiamo mezzo deciso di visitarla e di farvela vedere, perché è una bella città. Bari vecchia poi è ancora più bella. E quindi amici, benvenuti a Bari. Oggi dormiamo dentro Bari, domani la visitiamo. Bellissimo parcheggio in una, chiamiamola piazza, vabbè, comunque dei parcheggi rifatti a nuovo, bellissimi, con si paga, mi sembra €1 all'ora. Video sorvegliati, vedete qua sopra ci sono le telecamere in questi pali. Chiacchierato con questi signori e sino alle 8:30 mi hanno detto: ma che mezz'ora, non ti preoccupare, mezz'ora va bene. E quindi lo faccio da domani mattina, perché si paga sino alle 8:30, sono le 8, quindi mezz'ora non faccio nulla. Domani mattina invece dalle 8:30 si paga e pagherò sino alle 3, alle 4, sino a quando rimarremo. E qui c'è anche la possibilità di noleggiare una bicicletta, e queste sono le biciclette messe a disposizione. Che bello, mi piacerebbe troppo domani poterla prendere. Scarica l'app, scegli il veicolo dalla mappa, guida quanto vuoi e goditi la pedalata, parcheggia la bici in una stazione, terminare la corsa in app. Che figata queste bici. Non so se Rita riesce a usarla una bicicletta, io non l'ho mai vista in bici, penso di sì, glielo devo chiedere, e potremo visitare Bari con le biciclette, sarebbe bellissimo. Forse hanno proprio organizzato bene anche delle ciclabili, quindi vedete, forse ci sono delle belle ciclabili che ti portano anche sino al centro. Bisognerebbe scaricare col telefonino adesso già quest'app e vedere i prezzi e vedere niente, un po' di informazioni. Rita prepara immediatamente la cena e probabilmente anche un'insalata di riso per domani a pranzo, perché Davide forse pranza qua con i compagnetti e la prof. Ogni tanto lo fanno. E io e Rita andiamo a vedere qui Bari vecchia. Parcheggio sicuro, video sorvegliati, in mezzo ai palazzi, al centro, quindi siamo tranquillissimi. Nel frattempo faccio i biglietti da Bari a Igoumenitsa in Grecia. 313 €, non è poco. E oggi c'è anche uno sconto di 50 €. Adesso Rita mi dà il suo estremo della carta d'identità. Mi estremo. Rita, è per cena delle fettine di pollo ai ferri con tanta verdura. Sì, sì. Leggerissimi, le desidero ogni tanto. Sì, ci vuole ogni tanto in effetti. Anche ieri pranzo fuori, sai, non era niente di che, però una peppata di cozze, un litro di vino. Io super pasta. E un piattone di spaghetti al nero di seppia, alla fine comunque ti appesantisci. Questa è la mia cena: petto di pollo, verdure cotte, romanella e un uovo. Da bere un cannonau di Sardegna. Ragazzi, anche oggi un paio di chilometri li abbiamo fatti, adesso ci rilassiamo durante la cena o per la cena. Ci vediamo domani mattina per scoprire e visitare Bari. Uno dei desideri da sempre è visitare Bari vecchia. Ho sempre visto foto di queste viette strette con le signore che fanno le orecchiette in mezzo alla strada, nei tavolini, sedute fuori da casa loro, quindi meraviglioso deve essere. Io no però. Tu no, io e Rita. Ciao,
Ci vediamo domani. Ciao, A domani. buonanotte, a domani. Buongiorno a tutti amici. Come vi abbiamo promesso, passeggiata a Bari. Davide fa la scuola, poi pranza con la prof e dei compagnetti e noi rientriamo nel primo pomeriggio. Liberi di passeggiare e di esplorare insieme a voi una bellissima città. Da quello che ho visto e da come ne ho sempre sentito parlare. Buongiorno anche alla Rita, in splendida forma. Grazie. E andiamo insieme a trascorrere una bella giornata. 450 metri, 7 minuti a piedi e prendiamo il 22, poi una mezz'oretta di bus per arrivare a Bari Vecchia. Quindi aspettiamo il 22 che in circa 25 minuti ci porta a Bari Vecchia. Se non sbaglio è 1,50 € il biglietto a testa e dura la corsa 90 minuti. Quindi dovremo rifarlo per tornare. Domani c'è la festa, o comunque in questi 3 giorni c'è la festa di San Nicola, il patrono. E ci sono delle feste domani e dopodomani forse la sfilata appunto con la statua del patrono. E noi siamo qui anche domani, quindi probabilmente possiamo filmare anche questo. E tutte queste info ce le ha date questa ragazza che c'è qua a fianco, che abita qua in zona. Ah sì, se porti in orario, qui porta 40-50 minuti. Ci è andata proprio bene? Sì, siamo stati proprio fortunati. Ho trovato le sue giornate. E domani ci sono anche i fuochi d'artificio. E ci riguardiamo con Dado. Quindi ci spostiamo col camper stanotte, parcheggiamo più vicino così domani usciamo a piedi e vediamo la festa, i fuochi. Ok? La prossima tocca a noi, scendiamo e poi ci facciamo un'altra passeggiata per arrivare al centro. Vabbè, allora stasera alle 8. 11:10 e siamo praticamente già fuori da Bari Vecchia, ma ha detto una signora che è dietro un palazzo, quindi andiamo qua a sinistra e dovremo iniziare ad essere nella città vecchia, la chiamano la città vecchia. Sono proprio entusiasta di stare qui in questi giorni poi. Oggi hanno detto che troveremo tutto transennato, infatti qui ci sono già le transenne chiuse, strade chiuse, i pullman che fanno altri percorsi, prendono altre linee perché con questa festa rivoluzionano tutta la città. E quindi ragazzi siamo già dentro la città vecchia, guardate che bello passeggiare qua, l'abbiamo davvero azzeccata stavolta. Vedete amici, questo è quello di cui vi ho parlato ieri, le signore che fanno la pasta e vendono le orecchiette in strada. Con 7 euro a testa abbiamo acquistato i biglietti per entrare alla cattedrale, per vedere la cripta e parte è un museo forse.
ci hanno dato anche una mappa con tutto ciò che c'è da vedere qui nel centro storico di Bari, a Bari Vecchia. La cattedrale di Bari si erge su resti dell'antica chiesa paleocristiana demolita nel 1034 per volere dell'arcivescovo bizantino e di cui ancora oggi si possono ammirare i resti nelle aree sotterranee, quindi lo vedremo. Andiamo, perché c'è anche una cripta da vedere. Sì, sì, appunto, dove si trovano i resti dell'arcivescovo. Andiamo. Questi sono affreschi di un tempo recuperati e restaurati in parte. Comunque bellissima cattedrale. Cattedrale costruita tra l'XI e il XII secolo. Fondata nel 1034 dall'arcivescovo Bisanzio, eretta per volontà del suo successore Nicola. E durante tutte le opere di restaurazione hanno rinvenuto numerosi vasi di età medievale. Dallo scavo del 2007 provengono numerosi reperti che documentano le fasi più antiche di occupazione del sito a partire dalla prima età del ferro e sino all'età romana. Hanno fatto lavori incredibili per poter restaurare queste zone perché erano interamente coperte dall'acqua e qui si vede ancora. Sono appena passate le frecce tricolore, ce l'aveva detto una signora che sarebbero passate intorno a mezzogiorno. Sentite le frecce tricolore, adesso usciamo, magari le rivediamo. Per riportare alla luce questo splendido mosaico hanno dovuto fare interventi straordinari. Un'opera meravigliosa, delle ristrutturazioni, delle restaurazioni meravigliose. Continuiamo a passeggiare per la città vecchia. Beh, stavamo passeggiando, abbiamo visto un tavolo dei signori con 10 bottiglie di Peroni e mi hanno fatto venire voglia di bermela e me la bevo anch'io allora. E Rita invece caffettino. Ragazzi, lui è uno di quelli che mi ha ispirato a bermi questa birra perché era in questo tavolino con amici con un tavolo pieno di Peroni. Hai capito? Squisite, squisite. Okay. Come ti chiami? Vittorio. Vittorio, è stato un piacere conoscerti. Anche per me tanto. Ciao, buon proseguimento. Il viaggio che cosa comporta alla conoscenza?
E qua ci sono tutte le bancarelle, si svolge la festa del patrono con i fuochi d'artificio. Si dovrebbero vedere da qualsiasi posto qua sul lungomare. Mezzogiorno e mezzo, io direi che possiamo andare a comprarci delle pizze da sport che abbiamo visto dei ragazzi che le mangiavano, gli abbiamo chiesto dove le avessero comprate e ce l'hanno detto, una panetteria qua vicino, ed erano squisite all'aspetto, quindi le voglio assaggiare. Bagni gratuiti, prestato per conto del comune di Bari. Fondamentale col turismo che c'è, danno un servizio indispensabile. Qua vendono tutti il polpo e fanno dei panini col polpo, devono essere squisiti. Non c'è bisogno che dica nulla, un solo saluto alla community dei Camperati Tre Nomadi. Ciao! Ci hanno riconosciuto a passeggio a Bari Vecchia. Si sta mangiando una pizza, adesso andiamo anche noi. Focaccia barese. Corretto. Arrivederci a tutti, Buongiorno. Una Giulia e una Calabrese. Io mi fido di Rita perché ogni volta azzecca sempre. Questa volta ho fatto proprio decidere a lei, non ho neanche ordinato. Questa è la calabrese che ha ordinato Rita. E questa è la Giulia. 2 pizze, 2 nastro azzurro, un calice di vino, 38 euro. E proseguiamo alla scoperta. Salute Rita! Beh, a Bari si beve la Peroni, Sì, ho visto. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Alle nostre spalle Castello Svevo di Bari, ma non entriamo, continuiamo a passeggiare per la città vecchia perché è bellissimo. Al vino? Wow. Non potevamo non comprare orecchiette al vino, orecchiette al nero di seppia, Non c'è stato niente. orecchiette al nero di seppia e poi pomodori secchi. Vediamo. Vabbè, uno da quando non ci sta, teniamo tutto qua,
non hanno mica tutti i torti. Sii felice, sei a Bari, è una città stupenda con questo sole. Poi viva l'Italia, ragazzi. Adesso ruota panoramica, Rita, ci guardiamo Bari dall'alto, senza drone stavolta. 2 salamelle Sarà un problema a rimettere. sì. Devo portare un paio di ciabatte in borsa. Vale. Siete pronti, cari amici? Bari dall'alto. Gustiamoci. E adesso caffettino della Rita. No, non è della Rita. Se la beve Se lo beve Rita. Dopo la ruota panoramica, caffettino. Buono, eh? Male i piedini, bisogna uscire con le scarpe. Bisogna uscire con le scarpe da tennis. Adesso aspettiamo il 21 e rientriamo al campo. Bella giornata, ma sono quasi le 5, siamo in giro da stamattina. Soffrendo proprio. Eh? Troppo. 6, 7, 8, 9, 10 fermate al posto. Piedini distrutti. Mettiti le scarpette quelle per giocare a calcetto con i tacchetti. La prossima tocca a noi. Adesso Rita a piedi, forse era da quella, vediamo col navigatore. Si è calmato il vento, o perlomeno in questa zona non c'è un filo di vento, forse ce n'era di più vento perché eravamo vicino al porto, al mare, e c'era già più frescolino all'ombra. Qua c'è un caldo mostruoso, che bello, proprio primavera inoltrata, anche se domani dobbiamo uscire di sera, ma non fa niente, guarda, quindi assolutamente niente. Ciabattini, jeans neri e ciabattini. C'è una lavanderia? Oh, non lo so, guarda. Comunque ce l'abbiamo fatta a rientrare. Oh, finalmente. Quella! Come Bari? Che stupenda, ti sei perso una delle più belle città che abbiamo mai visto. Mi fa piacere. Domani la facciamo vedere anche a te. Piedi a pezzi, ma siamo rientrati. Ah sì, poi adesso scalza va benissimo. Stai bene adesso? Sì, benissimo. Sì. Tisanetta e ci spostiamo. Abbiamo già cambiato idea. Non visitiamo Bari domani notte. Ci spostiamo. No, ma poi noi l'abbiamo già visto. Sì. Davide tornerà da grande. Ah sì, quando vorrà. Come al nostro solito, alla fine abbiamo cambiato idea e ce ne andiamo, ragazzi. Sono le 7 di sera, ci siamo riposati un attimo, lasciamo il parcheggio e andiamo a Brindisi, così siamo pronti per l'imbarco. Abbiamo detto tanto, una passeggiata l'abbiamo già fatta, ritornare di nuovo al centro per filmare le stesse cose non aveva senso e quindi andiamo via. Giusto o sbagliato non lo sappiamo, ma noi ce ne andiamo. Stamattina quando siamo usciti, appena siamo usciti e siamo saliti nel primo bus che ci ha portato al centro, abbiamo conosciuto una signora
che elogiava Bari, innamorata proprio della sua città, diceva la mia bellissima Bari. Beh signora, avevi ragione, è davvero una città splendida, ci è piaciuta moltissimo e quindi non era il classico cittadino innamorato della sua città come lo sono tanti e poi alla fine tante non sono così belle. Bari lo è davvero. 12 minuti al parcheggio e nel frattempo è calata la notte. Appena parcheggiamo ceniamo. Sono le 9 e ci siamo parcheggiati. Adesso ci mangiamo 2 fettine di pollo ai ferri, un'insalata e un pezzo di pane. E adesso ci rilassiamo un attimo, ragazzi. Rita cucina col gas. Quando c'è da grigliare, il gas. il gas, la fiamma. Sì. Poi probabilmente dopo cena andiamo anche a fare i servizi, perché alla fine ci siamo parcheggiati lungo il mare, non lo conosco questo posto. Facciamo i servizi e magari ritorniamo qua. Comunque siamo già a Brindisi. Ci mangiamo una fettina di pollo ai ferri, verdura verde fresca, dei carciofini sottoli, un pezzo di provola sarda e una melanzana condita con pomodorini. Direi che ci possiamo vedere domani mattina. Sì. Va bene? Bella giornata a Bari. Adesso ci riposiamo e ci godiamo la serata in famiglia. Ciao. A domani.